Ya arrivas. Buongiorno Italia. Guarda che salvo imprevisti, fra qualche giorno ti porto a vedere la fiera dei camper di Padova. Andiamo con Marco, quello della doccia, in teoria viene anche Fabio, dopo vediamo insomma chi si aggrega. È un po' complicato perché c'è il discorso blocco del traffico eccetera. Adesso vabbè, ci stiamo organizzando per noi che veniamo da fuori per trovare un parcheggio sicuro per il camper, possibilmente davanti alle stazioni dei carabinieri, anche fuori Padova. Questo perché io ho il CP sempre con me. Sì, il CP com'è preso, diciamo che lasciarlo a mia nonna è molto pericoloso, cioè mi sento più tranquillo a lasciarla libera in autostrada piuttosto che lasciarla da mia nonna. Quindi il cane ovviamente è sempre con me. Chissà quest'estate come faremo. Vabbè, una soluzione si troverà. Parlando di cazzatine, allora quell'hub lì, quel passacavi lì, no? Ti ricordi? Questo, vedi? Non mi funziona, mi dà la luce alimentazione ma non funziona. Questo perché al 99% ti dico ha bisogno di alimentazione, ha bisogno di un'alimentazione da 2 ampere, non c'è scritto quanti volt. Io da un vecchio mini PC Android ho cattato fuori questo alimentatore che è 2 ampere e 5 volt, mi sembra anche basso 5 volt, non è quelli da 9, e quindi credo che con questo vado tranquillo, poi glielo attaccherò. Ovviamente poi per me la preparazione del camper è fatta anche delle piccole cose, dei pizzi, perché per me comunque è una casa, quindi è importante per me anche l'appendiasciugamani, il portaposate, eccetera eccetera. E tra l'altro questi qua, presi sempre su Amazon, sarebbero dei passacavi, ok? Ma a me non interessano i passacavi. Io ho preso questi per mettere i cavi a muro. Adesso vediamo se sono pratici oppure no, ma in teoria mi sembrerebbe duretto. Boh, vedremo se sono pratici, perché io poi questi me li metto appesi al muro, tipo là dove ci sarà l'area ricarica, eccetera, in modo tale da avere sempre tutti i cavetti a disposizione, hai capito? Anche perché adesso di tutti i dispositivi che ho ci sono 3 tipi di attacchi USB, no? Perché hanno inventato 3 tipi di attacchi USB, e quindi è una cosa molto importante, insomma, ti fa risparmiare un sacco di tempo, ti tiene le cose in ordine, invece di avere 20-30 cavetti sparsi in giro, perché io sì avevo la borsettina per tenerli, ma lì metto la roba, i cavi di scorta, hai capito? Ma i cavi che usi tutti i giorni, quelli devono essere sempre a disposizione, devi trovarli, cioè voglio il cavo tipo B, il cavo tipo C, hai capito? Questa CP mi sa che è una di quelle giornate che dovrò accendere il generatore, perché vediamo, sì, c'è tutto nebbia, nuvolo, i pannelli caricano a 0,3, perché le batterie sì sono tante, tante, abbondantine, diciamo 4 da 100, non chissà che esagerazione, però insomma ci stai tranquillo, hai un bel polmone. E però i pannelli caricano a bestia, perché veramente 850 watt i pannelli caricano in una maniera mostruosa, ma se non c'è il sole caricano zero, e le batterie puoi averne anche 6 e ti vanno giù, insomma. Tipo stamattina non ho voglia di far niente, quindi ho voglia di montarmi 2 video, no? Quindi tra virgolette di cazzeggiare, quindi sai che c'è sto computer che ciuccia come un'idrovora, soprattutto in modalità editing video, no? Che è una delle cose che richiede maggiori risorse, videogiochi, editing video, sono le 2 cose proprio che spremono il computer di più, e per di più sotto inverter, perché essendo un PC da gaming, ossia quelli a altissime prestazioni, sia la batteria, perché è dentro una scocca di un portatile, ma ti dura tipo mezz'ora, oltre a avere prestazioni decisamente ridotte. Quando gli attacchi la corrente, allora vedi bah, che va a turbo. Ah sì, forse col discorso falegname ti ho lasciato a metà. Allora ieri sera sono andato dal falegname, non ho filmato perché vabbè era lunga, niente di interessante alla fine, perché abbiamo preso solo le misure, perché già si era deciso tutto quanto, lui aveva già capito tutto quello che volevo, come lo volevo, eccetera eccetera, quindi ha preso solo esclusivamente le misure, perché io sì avevo preso le misure ma preferisco fargliele prendere agli altri. Primo perché il falegname ha più esperienza, e secondo perché se sbaglia lui, quindi si corregge lui e non devo rimetterci nulla io, e terzo per quanto ti possa sembrare assurdo, è successo più di una volta che ci sono delle discrepanze tra i metri, per carità. Dopo non lo so, probabilmente i metri professionali sono tutti uguali, tutti precisi, però io ho visto che, non so, vai
misuri con 1 metro sono 5 cm,1, con altro 4,9, con altro 5, hai capito? E 1 millimetro in certi casi è veramente importante. Ed ora l'Italia, dopo aver messo lo stagnatore nella mia bellissima scatolina dei Malani, ti porto con me qua sopra nel letto perché installiamo la striscia a LED. Allora, come puoi vedere, le strisce a LED hanno il simbolo della forbice dove ci sono questi contatti dorati. In ogni caso c'è il simbolo della forbice, lì è dove tu puoi tagliare, devi tagliare proprio nel mezzo. Quindi io ho preso le misure perché qua sotto vedi come scarosso, ho questo binario per la tenda e fatta caso qua la striscia LED ci sta perfetta. Questa tra l'altro è anche biadesiva. L'unica cosa, prima di fissare testiamo se funziona. Allora, ho aperto la canalina, abbiamo questo cavo con positivo rosso, negativo nero, quindi basta svitare delle vitine qua con un cacciavitino a taglio e infilare qui il rosso col rosso e il nero col nero. Vedi, nella lucetta LED ci sono già i fili preparati, solo c'è pochissimo filo di rame, quindi adesso lo speliamo. Qua l'ottima occasione per provare la spelafili nuova. Questa è anche della beta, robe serie. Allora, ci mettiamo qua, separiamo i cavetti, inseriamo qua, noi diciamo vogliamo tagliarla da qui non troppo, vedi, mi posiziono dove voglio tagliarla, diciamo sul 15, 1,5 cm, schiaccio e tac. Cavolo, anche questa non la spela, forse perché è da regolare, può essere, così è più stretto. Riproviamo, 1,5, tac, difatti perfetto, quindi è anche regolabile in base alla, forse anche un altro po' di più, in base allo spessore del cavo. 1,5, tac. Ne ancora? Miseria, ma sei birichino, sei. Alleluia, porca miseria. Io avevo il cacciavite da elettricista, mi sa che a taglio, tra l'altro piccolino, mi sa che l'ho perso da Mirko, accidenti. Vabbè, vediamo, accidenti, non ne ho neanche a taglio così piccoli che ci possono andare dentro. Proviamo con questo, e questo è anche il cacciavitino, quello famoso che non è calamitato e le punte si staccano sempre. Vabbè, proviamo, devo mettere per forza giù la GoPro perché mi serve concentration. No, ma sì che non mi drogo, ce l'avevo sopra il letto. Robe da matti. Comunque mi sa che è troppo grande, adesso vediamo. Sì, è troppo grande. Vabbè, faremo con questo. Da dove ti posso mettere? Niente, non hai punti di appoggio? Dai, qua, sopra il lettino. Eccola. Così se muoio sono anche le circostanze della mia morte. No dai, la corrente è disattivata e comunque non siamo sotto 220, siamo in 12 volt. Quindi se moriamo poco, no? Perché poi vedi, nella vita bisogna sempre vedere anche quanto uno è disposto a morire, no? C'è chi si butta tipo con quelle tute alari, no? C'è chi va con le mountain bike in quei canyon là con quelle vette, non so se vedi mai i video girati con le GoPro. Strisce, grazie CP che mi presti la cuccia come punto di appoggio. Ma il cavetto mi sembra anche finetto, io lo piegherei un po' e lo farei entrare piegato. Sì, prima dal black ci siamo dentro. Cacciavite, vieni a me, porta pazienza CP, dai, insomma non è che sono tutti i giorni sopra la tua cuccia. Eccolo là, vedi? No, forse non vedi, messo là. Ok, ci siamo, e adesso il rosso, guardiamolo qua, che era finetto, l'ho piegato su se stesso in modo da dargli più spessore. La luna punta all'orizzonte, là ci siamo, anche il rosso s'era tutto, chiudi bene. Sembrerebbe tutto bello chiuso. Dopo, anzi no, non serve fascettare perché va lì sopra. Invece fammi vedere le misure, ci arriviamo. Cacchio, aspetta, forse questo si può tirare un po'. No, è ciucciato. Yuri, hai fatto la cazzata? Sì. Oh, cazzo. Vabbè, gli faccio una prolunghetta al cavo qua. Rismoliamo tutto, porta pazienza, è meglio che taglio le registrazioni, sennò ti viene fuori un'ora di video. Quindi io adesso faccio la prolunga a questi due cavetti qua. Nella mia cassettina dei malanni, vedi, io ho sempre cavetti. Questo va benissimo, è dello stesso spessore. Indi per cui stavolta magari stiamo un pelo più abbondantini. Io glielo metterei anche
così, dopo casomai stiamo in dentro, tac, e questo è quello che serve a noi. Magari uso i capicorda nuovi qua che mi sono arrivati. Ok John, spellati li abbiamo spellati. Come capicorda usiamo questi qui celestini, perché vedi sono i più fini, e come puoi vedere sono femmina e maschio. No, non è che si riproducono, non è che sono così tanti per quello, sono così tanti perché ne ho comprati tanti. Boh, si infila su, si prende la crimpatrice, si inizia di solito con quello più spesso e si schiaccia, tac, forte di cattiveria, e si vede se il cavo, eccolo là, è bello ciuso, e un'altra strettina gliela darei. Uacia! Super potenza, adesso ridammelo però. La mia superpotenza. Allora abbiamo detto nella canalina basta il filo perché è la parte dove va avvitato dentro al coso di cui non mi ricordo il nome. Qui abbiamo messo un attacco femmina, pertanto nella striscia dobbiamo mettere l'attacco maschio. Bene, quindi ricontinuiamo con i cavetti prolunga che ho fatto. Me li ripiego per dargli più spessore, inseriamo il femmina anche qua, tac, dentro con la crimpatrice, tac, e via di cattiveria, tac, puata. Ah, aspetta, non ti ho detto, si schiaccia qui al centro, ossia non qua, ma qui al centro, in modo tale che il filetto di rame resta pinzato, pressato dentro e viene a contatto con la parte metallica che c'è qui. A sua volta, quando l'altra parte metallica si collega con questa parte metallica, è tutto collegato ai filetti di rame. Te capì? Te capì? Inseriamo i masciati alla striscia LED. Tac. Si può anche già preparare il capicorda dentro la crimpatrice, poi si infila bene il cavetto, una volta assicurati che è dentro si va di cattiveria, tac, vuota, tanto di cattiveria, forse anche un po' troppo, è andato tutto dentro, sempre molta attenzione, eccola, controlliamo che non fuoriesca troppo, lo puoi vedere da di qua in modo che sì, vabbè, non succede nulla se esce, ma che non esca tutto fuori, che se no tu crimpi la parte di gomma, schiacci la parte di gomma, no? Hai capito? Quindi qua controlli dove va a cadere, quando vedi che è tutto a posto, tac, schiacci di cattiveria. Perfetto, sì, perfetto in teoria, questa è la teoria, adesso andiamo a vedere la pratica. Eccola, con questa prolunghetta ci arriviamo, dopo nascondo bene i cavi sotto la centralina e può essere sempre utile per far tacca stacca, per cambiare i cavi. Tacca stacca, tacca stacca. Oh, speriamo bene Italia. Tac one, rosso con rosso, tac two. Oh, proviamo. 3, 2, 1. Tac, oh, funziona. Magico Yuri. Mi dice che pinza un ampere e mezzo, 1 ampere e 6. Vabbè, vedremo se è vero. Quindi questa striscia che ho preso aveva già anche il biadesivo, quindi io tolgo via la prima parte di biadesivo, sempre un pezzettino alla volta, lo appoggio all'inizio del binario e andando avanti inizio a togliere l'adesivo sempre di più, un pochino alla volta, vedi? Non lo stacco subito tutto, direi così, perfetto, e lì ci sta il cavo e poi scende, ok. E quindi via discorrendo vai avanti così per tutta la lunghezza. Oh, guardala, perfetta fino alla fine. Ok, rifacciamo la prova, occhio, tac, quella bella bella, la strisciona nel letto, perfetto, proprio come la volevo io, eccellente, eccellente. In più guarda, dall'altra parte del culo c'erano già i cavi, quindi posso riutilizzarla per altri posti. Perfetto, guarda che cavolo lavoro, gli ho messo questa passacavino qua trasparente attaccato col Bostik dietro che adesso si sta asciugando, e qua nella testa qua dove potevano esserci poi robette rovinate eccetera, inizio a appenderci tutte le cose dei posti visitati, fotografie eccetera eccetera eccetera. Idem poi, come ti dicevo, anche in tutta la parete del letto lì, e mentre per i lati eventualmente sì, ma solo da quella parte là, la parte sopra qua, vedi, perché la parte sotto qui è visibile quando tiri sul letto, quindi quando il letto è tirato su tutto diciamo del suo giallino così, e quando il letto è tirato giù qua tutte le foto, tutte le robe, viene una figata unica, un po' alla volta, con molta calma ovviamente. Benissimo, vado a mettere giù i giocattoli e ti faccio vedere un'altra cosa.
Aspetta, va, che ordine. Allora, qua hai visto la scatolina dei giochi elettrici, la scatola con tutte le viti, le cose separate, la cassetta degli attrezzi, qua la roba del cane e tutti gli spray, siliconi, eccetera, eccetera. Guarda che bello col tappetino in gomma. Cazzo, figata. Eccolo! Vai sigari!